Buonasera e benchiatazza a Novis. Il partner che l'ha promovuto la OPAR non gli era scelto per un progetto condividuto, ma come l'operazione di sparcasse e è una vera e propria acquisizione ostile. Per Aulis del presidente di Civibank Michela Del Piero sulla prova di acquisizione dall'Istituto di Credit Furlan de Bande de Banche di Bolzan. Si sentì che Consiglio di amministrazione discugni opponisi a questo progetto o calcolin che este OPA ostile. La offerte pubbliche di acquisto ha incassato già i pareri favorevoli di Antitrust, Banche d'Italia, BCE e spiete il pronunziamento de Consub che daresse la via libera definitiva a operazione. A Cressing in News, pazienti ospedalizzati in Friuli, Vignesi e Giulia per conseguenze dal Covid-19. Nunfa sono le persone ricoverate in terapie intensive con 130 pazienti in che altri reparti. 5 i decessi in queste ultime 24 ore, tra cui anche una femmina di 41 anni di Flumisel, Ville Visentine. 1159 in news casi registrati a fronte di 4.981 tampons molecolari e 7.001 provi svelti antigenici. 6 ospiti e 22 operatori delle strutture sparanziane sono risultati positivi. Il corpo mummificato di una femmina di 80 anni è stato attato in sua abitazione a anni di distanza da morte in grazie di un controllo dei funzionari dall'INPS. Il personale dall'istituto, senza avere risposte de femmine, ha buttato l'allarme. I sanitari e la polizia locale intervenuti si sono chiatati denante il cadavere de femmine morte al mancul 4 anni in da ora. In bande di lui le scheletri da soggiato morte probabilmente poco tempo dopo l'anziane. Fuc è albent un residenze di Tarvisa. Fuc è stato un locale che opera in tal settore di ristorazione al plantiere di un edificio che ospita diverse abitazioni e attività commerciali. Gli sguardi dal Fuc sono intervenuti per studiare flammis e per assicurarsi di stabilità dall'edificio. Nessuno dai 9 condomini presenti al momento dal Fuc è restato ferito. Le siglis sindacali RSU de aziende sanitarie Friuli Occidentale hanno proclamato davanti dal prefetto il stato di agitazione. La decisione è arrivata condotta dai conforzi di aziende di assumere nuovo personale entri di giugno. Non è di escludi che a questo punto si va a diversi secondi siopar generali. Al voto di aprile intanto è stato convocato un siopar su tutto il territorio nazionale di infermieri dal personale sanitario non medico in ASL, in aziende ospedaliere e in senze di sanità pubbliche. E è stata creata in sede delle Camere di Commercio Vignesi e Giulia la nuova sede regionale di Casse di Puesits e Prestits che avvierge un ufficio in Friuli Vignesi e Giulia. Il sportello che viene inaugurato è un elemento fondamentale per sé a disposizione del tessuto produttivo della nostra regione. Il fatto che CDP aveva deciso di venire a Vergilo proprio in regione è la testimonianza diciamo, che questa regione è competitiva e sa anche vergersi in maniera costruttiva a tutti i mercati internazionali. All'estate creato ufficialmente il NUF di Puesit di distribuzione Amazon di Udin, attivo in realtà di ottobre. La struttura offrisce lavoro a più di 100 persone, tra operatori e autisti, e cuvierge tutta la provincia di Udin. L'attività dal centro scomincia in Talcur de Gnota, la sclarita il responsabile dal di Puesit di distribuzione Amazon per il nord Italia Paolo Coletti, quando arrivano i camions di tutta Italia. Dopo gli operatori distribuiscono i packs per zone di consegne e a buon'ora i furgons partiscono diretti in ogni zona delle province di Udine. Presenta al TAI de Curdele anche il sindaco Pietro Fontanini. Sentinlo.
Osin tale stabilimento di Amazon a Udin è una realtà nuova per città, perché Amazon è una società che opera in tutto il mondo, ma è venuta anche qui tenesse citate e il loro sistema di distribuzione è un lavoro ben organizzato perché arrivano a partire a casa un prodotto che è stato ordinato le giornate prime. Pensate, c'è velocità che hanno l'orte distribuzione. È un bel stabilimento. Io sono contento che siano venuti anche a Udin a insediarsi, anche perché andate di ore a più di 100 persone. Quindi auguri a Amazon per questo lavoro che stanno facendo qui in Friuli. E sono stati fissati le dati per i recupers delle sfide saltate dall'Udinese a Chiavaltra al 2021 e 2022 per colpe del Covid-19. La sfida con la Salernitana si svolgerà mercoledì ai 20 di aprile, intanto che la sfida con la Fiorentina è stata fissata per il mercoledì dopo il 27. Gli orari non sono stati fatti sapere. E con queste notizie alle DUT si torna a Biodi domani sera, sempre a Nuf, manco il vince. Mandi.